Entra nello specifico dello Ok. strumento allora. Questo è una chitarra resofonica, è il mio secondo strumento, perché oramai il mio primo strumento è la chitarra acustica, la Martin 000, sentiamo nel dettaglio. Perfetto. E questo è il mio secondo strumento, c'è quello del suono particolare che proprio già a sentirlo tira già un po' di aria del sud, degli Stati Uniti, di New quelle di New Orleans, Orleans, come si chiama? nello specifico questo è il dobro. Ok. Dobro, comunque chitarra resofonica, è nata per avere più volume nelle orchestrine Dixieland, perché appunto questo risonatore dava più volume in metallo, un risonatore in metallo al posto della classica cassa in legno, anche se questo miscelo, ci sono anche quelle tutte in metallo che hanno ancora più un suono particolare. Niente, poi alla fine ha dato questo suono particolare metallico, i vecchi bluesmen tipo Son House, anche Robert Johnson, che utilizzavano lo slide. Quindi nasce intorno agli anni 10-20. Eh sì, adesso non mi ricordo di preciso, comunque Insomma, è sempre in praticamente quel dobro. periodo lì. Sì, della i depressione. primi del Novecento, comunque prima. Questo si chiama Dobro e Doppiera Brothers sarebbe, perché quelli che hanno inventato il Dobro appunto sono i fratelli Doppiere, che sono degli immigrati polacchi, se non sbaglio, che hanno avuto questa idea e questa è naturalmente, poi molti la chiamano la chitarra del blues, questa qua proprio, perché quel suono là si usa con le colature aperte, col bottleneck, appunto, il collo di bottiglia. Bottleneck, sì, si chiama slide o bottleneck, questo è vinello nostrano, non mi ricordo se questo è Perdera, Costera, comunque roba buona, roba seria. Entra un attimino magari nel dettaglio un po' appunto di qualche parte particolare, se c'è, che vorresti descrivere dello strumento e il rapporto che ha appunto con determinate atmosfere, armonie o sonorità che tu vuoi riproporre a te e però alle persone. Ma guarda, Quindi hai già semplicemente detto qualcosina, ok, resofonico, resofonico, ma perfetto. semplicemente Quindi metallo per amplificare il suono. leggermente, ok. Semplicemente scendendo un attimo dall'aspetto puramente tecnico, Ok. no? Diciamo che con le chitarre acustiche, quindi col doppio con la chitarra acustica, trovo modo di esprimere meglio il blues, perché posso passare un range di dinamica superiore a quello che avevo magari prima suonando la chitarra elettrica, nonostante sia uno strumento che mi permette lo stesso di esprimermi notevolmente. Con questo però c'ho più tornando al discorso della dinamica, posso passare dal pianissimo, però c'è una cosa più intima, diciamo. Ce le sento, questo suono, questo e quello dell'acustica entrano più nel. Forse hanno delle sfumature che riescono a riprendere determinati momenti stati d'animo in quell'istante. A che toccare vorrei- certe cose Sì, dell'anima. sì, sì, sì. Passare dalla. Che ne so, faccio l'esempio di Walking Blues di Robert Johnson, come la suona. Questo è proprio Delta Blues, però c'è proprio quella. Mi fa respirare quella sofferenza, cioè sento diciamo questo trascinarsi, oppure mi permette anche di essere un po' più cattivello, Per esempio tipo, anche tornando quel pezzo che hai proposto nell'album di nell'album Jimi faccio Hendrix, di Jimi che io Hendrix. adoro, ma l'ho messa anche come suoni nel cellulare. No,
Non ci crede. Ma vai. E dopo fammi uno Dopo squillo te la vai. faccio ascoltare. E come messaggio invece mi sono messo Harvest. Così ti arriva il messaggio e dici, ah, chissà chi è questa tipa che mi sta chiamando. Invece è la Wind che ti dice. No, quindi non è la Il suo team poi è diventato in Ah, ritardo. ok. Ah, oppure mi permette di, per esempio, Crossroad o anche un Manic Depression, comunque qualcosa di più, anche dare un po' di ritmo. Un ritmo per dare un Sì, spessore, per dare energia. Ecco. Ora li vedo un po' come due strumenti diversi, la chitarra elettrica e l'acustica. Li sento e l'approccio che ho è diverso. L'acustica, vedi, tu hai anche detto Harvest. Mi permette di entrare. Là è molto intima come canzone Harvest per me, no? ha dei passaggi. Ed è semplice, alla fine vedi che torna al Ma discorso. più volte è molto semplice. Sì, però io ieri per esempio ascoltando. No, ha dei passaggi particolari, riesci, ti ripeto, Ci a sono vedere- virtuosi, però c'è appunto, è quell'approccio che c'è con lo strumento proprio di intimo, molto intimo, come anche quando ho fatto qua con la di Tom Waits prima è molto intima. E con l'elettrica magari non c'ho lo stesso approccio, nonostante ti ripeto. Sono due strumenti, però l'acustica, ti ripeto, mi permette di essere dal funk, perché io fai proprio anche, che ne so, brani un po' più soul, Superstition di Stevie Wonder, la faccio. E via dicendo, no? Però già c'è un bel ritmo, sono strumenti abbastanza completi, dai, diciamo. Mentre nell'elettrica comunque c'ho bisogno anche di una sezione ritmica dietro, basso e batteria almeno. Invece con questi Riesci a. Sì. mi esprimo da solo, è una figata, dai, cioè, non Sì. c'ho bisogno di. Sì, di altre, fra virgolette, fusioni. O altre Sì, melodie. sì, e poi è stimolante anche il discorso, perché molti prima mi dicevano,